Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video in cui faccio un po' di fatica a fare perché non avendo visto la partita non so esattamente cosa dire. Cagliari che pareggia col Sassuolo, una partita che non ho idea di come sia stata, ma vedendo i dati che ho visto sul possesso palla del primo tempo, diciamo che un'idea grosso modo me la posso fare, purtroppo. E ci ritengo a sottolineare il purtroppo. Eh, sono contento che abbia esordito la Dinetti, sono molto contento perché è bello vedere delle facce nuove. Io, tra l'altro, tecnicamente la partita me la potrei vedere, infatti, paradossalmente me la guarderò dopo il video. In questo qua voglio fare un po' anche, diciamo, l'ignorante, perché sinceramente adesso devo guardarmi la partita, non c'ho voglia, me la guarderò poi con calma e volevo andare a vedere alcune, alcune cose riguardo alla partita. Allora, Carboni è stato espulso per doppia ammonizione. Ok, poi vediamo un po'. Ecco, un altro problema. Un problema che non è la prima volta che succede, io sinceramente faccio veramente molta fatica a capire, ma veramente tanta, eh? Adesso vi spiego quale. Ho visto che sono state fatte soltanto 3 sostituzioni. Tra l'altro, usando soltanto 2 slot poi. Usando soltanto 2 slot sono state fatte soltanto 3 sostituzioni. Eppure la gente in panchina tu ce l'hai. Perché non le fai? Cioè, hai sostituito Birsa e Pereiro, penso praticamente all'inizio del secondo tempo, e poi alla fine Rog, per mettere Clavan. Non capisco, non capisco, perché non farle tutte e 5? Perché? Faccio seriamente fatica a comprendere, ma questa non è la prima volta che succede e suppongo che non sarà nemmeno l'ultima. Però va bene. Poi che altro c'è da dire? Che altro c'è da dire? Ah, fammi dei dati totali della partita. Dove cazzo stanno qui? Eccoli. Ah, 23% possesso palla. 23% di possesso palla. 77% loro. Noi due tiri di cui uno in porta. Loro 7 tiri. 9 calci d'angolo per loro, noi 0. Ma immagino che partita possa aver fatto il Cagliari. Me lo immagino. Mamma mia. Che poi per carità io ci tengo a ribadire che in questa situazione non è soltanto colpa di Zenga, c'è anche il suo zampino. Perché se per un'altra volta ti ostini a fare meno istituzioni di quelle che puoi fare, secondo me sei un coglione. Però vabbè, è una cosa mia. Però, di che c'hai paura? Cioè, dai dati che vedo, poi può essere che non sia così, ripeto, parlo con ignoranza, ma perché proprio ho voglia di parlare così oggi. Che c'hai paura di perdere un punto contro il Sassuolo? Cioè, tanto ormai non ci abbiamo più un cazzo da chiedere al campionato. La figura di merda la stavamo facendo, molto probabilmente gli abbiamo inculato anche quell'unico punto che abbiamo guadagnato. Prova a mettere in campo qualcuno. Perché te limiti a fare 3 sostituzioni? Perché? Su sta cosa mi c'è un punto perché proprio non la riesco a capire. Non la riesco a capire. Non lo so. Non lo so, non lo riesco a capire, ma fai il turnover completo di tutta la squadra, ma tanto ormai che... Parliamoci chiaro, regà, ma che c'abbiamo da chiedere al campionato? Cosa ci abbiamo da chiedere?
io è ovvio che voglio che la mia squadra sudi e combatta per la maglia. Questa è l'unica cosa che chiederò sempre. Però dall'altro canto so anche che sti giocatori ormai sono sfiniti, sono spompati tutti dal primo all'ultimo. Per questo dico, usiamo i primavera. Quelli hanno una voglia, una fame di scendere in campo, che darebbero l'anima. Se non sarà così eventualmente, se dovesse accadere che Zenga schiererà la maggior parte dei giocatori che so di primavera e il risultato non sarà quello, potrei dire almeno di averci provato. Però non così, non così. Non va bene, non va bene. Tra l'altro mi ha fatto ridere l'admin di Solo Cagliari, perché praticamente vi ho detto che all'inizio che io la partita non l'ho vista perché stavo a una festa e mi ha scritto testuali parole, è stato bellissimo. Io mi chiedo come fai ad essere così tranquillo nei video. Mi viene spontaneo, cioè ho smesso da tempo di incazzarmi veramente per pallone, perché sì, il Cagliari, tutto, però dopo un po' la cosa va a scemare. Mi rode un po' di più il culo quando incomincio a sentirmi preso per culo. Lì sì, però anche lì non ne faccio una tragedia greca o cose simili. Vabbè, comunque, regà, questo è veramente un video di merda. E proprio per questo finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Però vi spoilerò una cosa. Ciao. Vi spoilerò che c'è stato un accordo tra me e Giovanni Stramacci. Quindi già potete immaginare cosa andrà a succedere. C'è stato un accordo all'inizio di quando è ricominciato tutto, che non c'era più la quarantena, e ci eravamo messi d'accordo sul fatto che se il Cagliari e la Lazio, quando giocavano la partita di ritorno, non si giocassero nulla, quindi il Cagliari l'Europa League e la Lazio lo scudetto, ci saremmo visti la partita insieme. Dato che questo è successo, la Lazio non si gioca più lo scudetto e il Cagliari non si gioca più l'Europa League, il post partita avverrà con lui, mi guarderò la partita con lui e uscirà anche sul suo canale la live reaction giovedì, quindi era per farvelo sapere. Adesso ragazzi il video finisce veramente, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.